di fatto ci sono delle discariche a cielo aperto, caserme abbandonate da 30-40 anni dove mai nessuno ci è andato a pulire, non sappiamo neanche quale sia la situazione. Così non si fa, questo non è rispetto della dignità umana, prova ne sia che il Veneto ancora una volta si incarica di fare qualcosa che sia positivo, ovvero di controllare la sanità, la salute di questi cittadini, le condizioni sanitarie in generale, a tutela della salute ovviamente dei veneti. Il decreto firmato dal governatore del Veneto, unico nel suo genere, mette in campo una commissione tecnica straordinaria guidata dal direttore generale Mantoan, che andrà a coordinare il lavoro dei dipartimenti di prevenzione delle USL, centri di accoglienza e associazioni ospitanti. Da Roma il governatore chiarisce che, pur avendo dovuto accettare il piano del ministro Alfano, le regole sul territorio da lui gestito e che da solo poi dovrà affrontare l'emergenza le dovrà scrivere il Veneto. Il protocollo definito a livello nazionale è stato così motivato oggi dal prefetto di Venezia, che tra le 5 strutture ha individuato anche la Masette di Codognè. Ormai lo Stato solo questo ha, ruderi, ci sono solo ruderi. Andiamo a vedere se questi ruderi sono funzionalmente destinabili all'accoglienza di persone attraverso la collocazione di tende o altro. Noi siamo degli esecutori, quindi noi non diciamo né che è giusto né che non è giusto, noi dobbiamo eseguire. Stato e Regione, ha specificato il prefetto, dovranno trovare un'intesa sulle soluzioni funzionali, altrimenti alcune strutture saranno scartate. Intanto dal Dipartimento di Prevenzione di Treviso il direttore spiega quali sono i rischi di infezione sul territorio. Problemi parassitosi, quindi scabbia, pidocchi, problemi di altre malattie infettive di lieve entità. Ovviamente controlliamo invece quelle che sono le 2 malattie che più ci interessano, che sono la tubercolosi, e poi controlliamo la malaria, perché è una malattia che può essere importata. Da marzo ad oggi sono state visitate già 125 persone, la metà di queste se ne sono già andate.